Bosio. Stop. Lavorando con Luciano Bosio, che si occupava di toponomastica romana, col quale abbiamo ricostruito insieme il percorso della strada romana per il lagunare nel 69-70 del secolo scorso. Lui mi diceva che i greci avevano nell'Adriatico 4 portus diomedis, quindi 4 basi navali, ed è da tenere presente che grazie alle correnti che salgono lungo la costa dalmata e che formano 3 riccioli, uno all'altezza del Gargano, uno all'altezza di Ancona, il terzo ricciolo percorre l'arco della costa veneta, va bene, salivano bordeggiando lungo la costa jugoslava e scendevano bordeggiando per fare acqua dolce lungo la costa italica, no? All'altezza dell'Abruzzo i greci avevano la base di commercio con l'Ambra, pare. Ecco, quindi c'era un giro commerciale e quindi Adria era dei punti di incontro tra... Era un porto, no, Adria? Sì, sì, sì. Uno dei più fiorenti. Era un porto praticamente a ridosso del mare, c'era un piccolo canale, era leggermente protetta, ma è stato dopo che il Po ha portato avanti tutto il sistema che ha riempito, esatto. E allora lì era il punto di incontro tra gli Etruschi, i Greci e tutto il commercio che proveniva da nord e da nord-est. La via del Rame che arrivava dalla Russia e la via dell'Ambra che arrivava dal Baltico. Allora il porto più antico è il Timago o Adria? Adria prima. Del Timago. Allora lì succede questo, che Patavio non esiste ancora, no? Esiste a Teste, esiste Adria. Allora Adria si impossessa di un porto e allora a Teste viene sopraffatta da Padova e si fa il suo porto, diversamente da Adria. E quindi si formano 2 basi commerciali completamente diverse. Di cosa